Quarta corsa, confronto per cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, ritirato a testato Fari. Restano 7, 1 Alvaro Soler, 2 Alice Sprint ZS, 3 Adel del Ronco, 4 Atomo del Vento, 5 Amadas Cage, 6 Amalfi dei Greppi. In seconda linea Asia LL con il numero 8. Favori per Adel del Ronco, Enrico Bellei, numero 3 dello schieramento, macchina che accelera. La velocità iniziale di Amalfi dei Greppi, che in breve conquista la testa nei confronti di Alice Sprint ZS. All'esterno invece subito Adel del Ronco. Più indietro c'è l'errore di Alvaro Soler, Numero 1 Alvaro Soler, squalificato. Tanto conduce liberamente Amalfi dei Greppi. In posizione di rincalzo invece Amadas Cage, ora in quinta posizione praticamente. 14,8 per i primi 200 e completamento del quarto che se ne va con Amalfi dei Greppi leader su Alice Sprint ZS, Adel del Ronco, Asia LL, non cambia nulla tatticamente, tutti in fila indiana, con ritmo scandito da Amalfi dei Greppi, Tommaso Gambino in sediolo e la via buona andatura, pur essendo l'estremo outsider del campo, 34 la sua quota al totalizzatore. Continua a guidare tranquillamente, in seconda posizione Alice Sprint, in terza Adel del Ronco, poi Asia LL che precede Amadas Cage, sempre quintetto ordinato in fila indiana. 1-1 il passaggio agli 800, si affronta ormai il chilometro con Amalfi dei Greppi che lo percorre nell'ordine dell'1, 16 e 3. Posizione invariata alle sue spalle, ora c'è la mossa però di Adel del Ronco. Adel del Ronco gradualmente progredisce, avanza seguito da Asia LL, mentre Amadas Cage va per varchi, 400 alla conclusione, il parziale ora in 15 e 3 e siamo sulla curva finale con Adel del Ronco che prende sotto tiro Amalfi dei Greppi, si trascina Asia LL, poi anche Amadas Cage viene via. Completamento della curva finale con Adel del Ronco in vantaggio e inseguito da Asia LL. Più indietro Amadas Cage, Asia LL va con decisione su Adel del Ronco che si difende, ma sul palo Asia LL passa e vince su Adler. Terzo posto per Amadas Cage, Andrea Vitaliano scatenato anche con Asia LL. A buona quota anche questa volta, 12,39 al totalizzatore, 6 a quota fissa, Asia LL e Andrea Vitaliano. Attaccano in retta d'arrivo il favorito Adel del Ronco che era appena passato in vantaggio e sul palo emergono nettamente numero 8 di Asia LL al primo, al secondo Adel del Ronco, al terzo finisce Amadas Cage, numero 5, 8-3-5, l'arrivo ancora ufficioso per la quarta corsa Arcoveggio.